Dopo un lungo travaglio riapre l'asilo di Via dei Cristoforis a Sì. Quartu per la gioia di tante famiglie. È stato un iter travagliato, Assessora Carta. Finalmente oggi il taglio del nastro. Sì, finalmente oggi è un grande giorno perché restituiamo a tante famiglie quartesi l'asilo nido comunale, che è stato un punto di riferimento per tante famiglie quartesi per tanti anni. È rimasto fermo più di 5 anni e oggi finalmente sarà di nuovo il punto di riferimento di tante famiglie. Quindi non solo l'asilo nido con servizi di base per i più piccoli, ma ci saranno anche tanti altri servizi accessori e innovativi rispetto al passato, rivolti alla famiglia a 360 gradi. Quindi è questa la grande novità. Abbiamo lavorato duramente in questi 10 mesi dal nostro primo insediamento e da lì insomma è partita appunto la coprogettazione poi con le due cooperative che sono state selezionate dopo un lungo e attento percorso. Ecco, ci sono quindi Sì. nuovi posti di lavoro e soprattutto nuove disponibilità per le famiglie della zona, ma non solo. Sì. E poi si parla di un asilo tecnologico soprattutto. Beh sì, l'innovazione sta intanto nel metodo che è stato adottato, c'è stata proprio una coprogettazione tra pubblico e privato, quindi tra le due cooperative e appunto i nostri uffici comunali, quindi il pubblico, in perfetta ovviamente sintonia con quello che è il principio di sussidiarietà sancito dalla nostra Costituzione. E da lì infatti è partita una coprogettazione, quindi le due cooperative con i nostri uffici comunali del settore istruzione hanno cercato di cucire perfettamente il progetto sulla base delle linee guida indicate dall'amministrazione comunale. Qui tempo prolungato garantito, poi si parla anche di mensa a chilometro zero e Certo, soprattutto sì. grazie a tutta una serie di Certo. impegni e di dati, per così dire, sarà un asilo anche accessibile economicamente. Beh sì, ovviamente il Comune ha messo a disposizione, ovviamente nei limiti delle proprie risorse, una serie di contributi per l'abbattimento della retta, oltre che ovviamente i contributi che sono i vari bonus INPS e nidi gratis previsti appunto dalla INPS e dalla Regione. E quindi questo permette appunto alle famiglie di poter abbattere la retta e di sostenere appunto la spesa per un nido che garantisce comunque una copertura oltre che le 8 ore, anche con attività accessorie, quindi ci saranno tante altre attività che diciamo non sono mai state sperimentate qui a Quartu Sant'Elena e quindi la novità appunto sta proprio in questo. Due battute finali, Assessora, per un fatto importante, ci sarà anche una consulenza pedagogica e psicologica. Sì, sì. È molto più importante in questo periodo ancora legato al Covid per i più piccoli. Beh sì, certo, sicuramente i servizi non solo si rivolgeranno ai più piccoli, ma anche ai genitori che ovviamente svolgono un ruolo importante nella crescita dei propri figli. E quindi questa fase appunto è molto importante, ci saranno quindi vari corsi appunto di ascolto, corsi di formazione, oltre che culturali, ma anche appunto di parental coaching per seguire proprio passo per passo i genitori in quello che è il loro ruolo appunto di crescita dei figli. Due.